Un camion di mascherine mai arrivate, 550.000 già pagate al 50% dalla Regione del Veneto. Peccato che quella fornitura proveniente dalla Svizzera era già stata offerta a 3 clienti. Una guerra tra poveri e forse soltanto l'ennesimo tentativo di speculare di fronte all'emergenza, perché quelle mascherine mai arrivate potrebbero essere già sul mercato del web, magari vendute a prezzo d'oro. Oltre a tutti i delinquenti e ai truffatori che ci sono sul mercato internazionale. 9 offerte su 10 ci chiedono pagamento anticipato al 100% come fossimo dei delinquenti, e 9 volte su 10 c'è il rischio di trovare una truffa dietro a questo. A noi è capitato addirittura che un carico di mascherine di 550.000 mascherine abbiamo scoperto essere stato venduto a 3 realtà diverse, una delle 3 eravamo noi. E così il Veneto, che sa far da sé, potrebbe arrivare ad autoprodurle. L'annuncio è stato dato proprio oggi dal presidente Zaia, che però ha messo fin da subito le mani avanti, perché per l'autoproduzione di dispositivi medici di questo tipo sono necessarie autorizzazioni che potrebbero non arrivare così presto. E dalle mascherine alle speculazioni sui beni di prima necessità, è di questo pomeriggio la denuncia di Coldiretti sulla speculazione sul prezzo del latte. Utilizzando come pretesto la chiusura di bar e ristoranti, ci sarebbe in atto una manovra meschina per pagare a prezzi stracciati alimenti deperibili, la cui produzione non può essere fermata nelle stalle. E poi, se nei comuni e nei quartieri si stanno moltiplicando le azioni di solidarietà dei giovani nei confronti degli anziani con il servizio di spesa a domicilio, ci sarebbe anche chi in queste ore sta promettendo tamponi a casa nel tentativo di farsi aprire le porte. Attenzione ai truffatori, chi chiama pare si presenti come un'operatrice della protezione civile, ma nessuno, tantomeno sprovvisto di tesserino, verrà mai mandato nelle vostre case per questo. La procedura per far eseguire un tampone è ben altra.